Quest'anno la scelta è ricaduta sul Fondo Chiararama, perché il Fondo Chiararama si occupa di aiutare il Gaslini con delle borse di studio e l'hospice di Chiavari. Il progetto che aiuteremo in particolare del fondo è l'hospice pediatrico del Gaslini. Un'altra testimonianza dell'impegno del Fondo Chiararama viene data da questa iniziativa. La nostra idea è di poter sponsorizzare una psicologa, una psicoterapeuta, chi lo sa, non lo sappiamo ancora bene, dipende dalle nostre forze finanziarie. Le figure non obbligatorie sono altrettanto indispensabili. Una di queste è il fisioterapista. Perché è importante una figura di questo tipo? È importante perché la filosofia dell'hospice, soprattutto dell'hospice pediatrico, è quello di prendersi cura globalmente del paziente e quindi anche la gestione degli aspetti più strettamente fisici, quali quelli di competenza della fisiatria e della fisioterapia, sono una componente essenziale per il benessere del paziente. Qual è il programma della manifestazione? Il programma prevede tanto il concentramento delle auto e delle moto in piazza Gagliardo, e dove alle 9:30 avviene la partenza per la Fontana Buona e poi si scavalca verso la Riviera e si arriva a Recco e Santa Margherita Ligure, dove c'è l'arrivo. L'anno scorso era nella Via dell'Olio, quest'anno sono nelle Vie delle Ardesi. Quanti veicoli sono attesi? Noi speriamo di arrivare sui 80-100 mezzi. Dipende anche sempre dal tempo, perché sapete benissimo che i mezzi d'epoca, quando è brutto, non escono. Oltre al raduno di veicoli d'epoca si è aggiunta su proposta del responsabile, del presidente del Fondo Chiararama, una sfilata di moda in cui sfileranno gli abiti della Maison della Moda di Chiavari e sulla pedana saliranno le ragazze che hanno partecipato alle ultime edizioni della Perla del Porto.